Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Weekend bollente in Sicilia tra traffico da record e rincari. L'ultimo weekend di luglio sarà da bollino rosso, milioni in viaggio, ma quasi la metà degli italiani resta a casa a causa del caro prezzi. L'isola soffoca tra incendi, caldo estremo e mezzi insufficienti, fiamme a Messina, Palermo, Trapani, dove la situazione è molto grave. Salvati 2 uomini, fiamme verso lo Zingaro. È un disastro ambientale senza precedenti quello che ha colpito la riserva della Sughereta Niscen. Crisi idrica a Caltanissetta, ancora stop all'acqua nel pieno dell'ondata di caldo. Il sindaco Tesauro presenta un esposto per tutelare i cittadini. Altavilla Milicia, una strage decisa su WhatsApp, compresa l'orribile sentenza in 2 parole, a morte. È nato così il criminale esorcismo costato la vita ad una madre e a 2 figli. A Trapani chi ordinava la pizza a domicilio riceveva anche la droga a domicilio e chi voleva poteva ordinare come contorno un po' di armi da sparo. Traffico scoperto dai carabinieri, in manette un fattorino e 2 donne. Catania, nel polo museale Santa Chiara, un allestimento esclusivo ospiterà per un anno il Chorus ritrovato, uno straordinario reperto archeologico in mostra accanto alla riscoperta arte pittorica siciliana dell'Ottocento. Immenso Marco Mengoni, 2 giorni di concerti a Messina, tutto esaurito ed entusiasmo alle stelle per il pubblico arrivato in Sicilia da tutta Italia per assistere alla conclusione del suo tour negli stadi. Calcio, mentre il Palermo sorride per la 3ª vittoria in precampionato in casa del Catania, c'è ansia per il grave incidente che ha coinvolto un pulmino di tifosi rosso-azzurri, annullata la prima uscita della squadra in programma domani. Dunque la morsa del grande caldo dovrebbe incominciare ad allentare la sua presa in Sicilia, ultime ore con la colonnina che sfiora i 40 gradi, ma c'è un altro bollino rosso ad attendere i siciliani, quello sulle strade. Sarà un fine settimana di grande esodo per le vacanze, tantissime famiglie però non andranno in vacanza, numeri in aumento rispetto all'anno scorso, tra le cause principali rincari nei servizi turistici, come ci racconta Marco Gullà. Un weekend da bollino rosso nelle autostrade dell'isola. Nell'ultimo weekend di luglio sono in tanti i siciliani che viaggeranno lungo le strade della Sicilia. Tra le più trafficate la 19 Palermo-Catania e la 29 Palermo-Mazzara del Vallo, con 1 milione di auto in circolazione. Ma non saranno vacanze per tutti, perché stando ad un report di Asso Utenti, il 49,2% degli italiani rinuncerà a spostarsi. Ad incidere tantissimo sono i rincari di prezzi e servizi nel settore turistico. La Sicilia, tra l'altro, pur essendo tra le mete predilette per una vacanza estiva, è tra le regioni con maggiori rincari sui servizi negli stabilimenti balneari. La media nazionale è del 2%. Arriviamo in Sicilia ad aumenti, per esempio, dell'abbonamento giornaliero pari a più 11%, oppure del lettino più 10%. Aumenti su aumenti, così in molti rinunciano alla vacanza al mare. Caro ombrellone, molto caro. Ci adattiamo, prendiamo una casa in affitto, se uno vuole fare le vacanze, servito e riverito, è normale che costano di più. Penso che ci sia gente che il problema della vacanza non se lo ponga neanche più perché non riesce a sopravvivere. Si riduce soprattutto il range di giorni di vacanza. 54,2% opta per dei soggiorni ridotti. Al massimo 3 giorni o 5 al massimo, ma molto spesso il fine settimana fondamentalmente. E il pericolo incendi in diverse zone della Sicilia, da Messina a Trapani sullo Stretto. Le fiamme hanno interessato il grande complesso di case di Messina 2 e l'acquedotto. A Trapani situazione molto critica in 2 frazioni di San Vito Lo Capo e Custonaci. Sentiamo il punto da Francesco Triolo. È piena emergenza incendi a Messina, mezza città è interessata da focolai che si sono sviluppati dal primo pomeriggio e si sono propagati spinti dal vento. Il più pericoloso è quello che ha minacciato per tutto il pomeriggio il vasto complesso di Messina 2, con le fiamme che hanno lambito le abitazioni più alte e minacciato il serbatoio Amam di Montesanto, quello più importante della città, dove arriva l'acqua da Fiumefreddo e poi viene dirottata nelle varie zone.
Il fuoco ha bruciato alcune tubazioni in plastica, facendo diventare l'aria irrespirabile. I residenti della zona, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e della forestale, hanno cercato anche di far da sé, necessario l'intervento di un elicottero per cercare di spegnere gli incendi. Una coltre di fumo si è elevata in cielo, ben visibile da diversi punti della città, fuoco anche a Bordonaro, Toriuzzo, Acqualadrone. Difficoltà in tangenziale per le fiamme e il fumo che hanno interessato le due carreggiate. In provincia di Trapani criticità a Castelluzzo, frazione di San Vito Lo Capo e Purgatorio nel comune di Custonaci. Le case sono attorniate dalle fiamme, pare si tratti di un vero e proprio inferno. Il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, ha invitato tutti i cittadini a rimanere nelle proprie case per non creare intralci ai soccorsi. Sulle due frazioni hanno operato diverse squadre di volontari, forestali e vigili del fuoco, ma non ci sono più mezzi a disposizione e sono stati richiesti interventi aerei. A Palermo un incendio di vaste proporzioni nella zona del Pomo ha determinato la chiusura della diga che attualmente fornisce 700 litri al secondo al sistema di approvvigionamento di Palermo e dei comuni della fascia costiera occidentale. Incendi favoriti, oltre che dalla mano dei piromani, anche dalle alte temperature di questi giorni. Domani la temperatura massima percepita sarà di 39 gradi a Catania, 38 a Messina, 35 a Palermo, un abbassamento previsto per domenica. E proprio a proposito di quest'ultimo incendio, quello di Trapani, che ha colpito la frazione di Castelluzzo, la forestale ha salvato 2 persone, un ultracentenario che si era perso e rischiava di morire e un ragazzo che era uscito per salvare il suo bestiame. Intanto un disastro ambientale senza precedenti è quello che ha colpito la riserva della Sughereta a Niscemi, un incendio vastissimo che ha ridotto in cenere ettari e ettari di bosco, minacciando anche la vicina base militare del NUOS. Le autorità parlano apertamente di dolo. Gerri Italia. È una scena apocalittica quella che si presenta all'indomani del vasto incendio divampato ieri nella riserva naturale della Sughereta a Niscemi, oltre 5 chilometri di fronte del fuoco con fiamme altissime spinte dal vento caldo e dal clima rovente di questi giorni hanno inghiottito in poche ore un patrimonio forestale di inestimabile valore. Le fiamme hanno distrutto tutto, lasciando solo cenere e tronchi carbonizzati. L'incendio ha anche sfiorato il perimetro della base del MUOS, alzando il livello d'allerta. Questo è il versante nord del bosco della Sughereta di Niscemi, a pochi metri dalla torretta di avvistamento. Alle mie spalle vedete quello che rimane dopo l'incendio, un paesaggio lunare, interi ettari di Sughereta totalmente distrutti. I vigili del fuoco, la protezione civile hanno lavorato per spegnere l'incendio, ma vedete quello che c'è alle mie spalle è davvero un disastro. Ma il fronte dell'emergenza non è solo ambientale. Le parole del sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, non lasciano spazio a dubbi. È un progetto criminale perché un fronte di fuoco di più chilometri non può essere un fatto accidentale, e quindi presumiamo sia doloso e quindi è un progetto criminale a questa gente che ha distrutto la nostra tradizione, la nostra specificità ambientale, la buona parte della Sughereta. E mentre la magistratura valuta l'ipotesi del dolo, l'area resta sotto stretto controllo delle forze dell'ordine. Protezione civile e forestale continuano a monitorare la zona, pronti a intervenire in caso di nuovi focolai o per proteggere eventuali abitazioni isolate. Una ferita profonda, quella inferta al polmone verde di Niscemi, che difficilmente potrà rimarginarsi in tempi brevi. E sempre il sindaco Conti ha ordinato lo sgombero delle abitazioni vicine i pressi della base militare statunitense del MUOS per motivi di sicurezza. Rilievi sul terreno per verificare l'eventuale presenza di inneschi o situazioni di rischio che possano alimentare nuovi incendi. Dagli incendi alla crisi idrica, a Caltanissetta continua l'emergenza acqua con continue interruzioni, ma questa volta il sindaco Walter Tesauro ha annunciato un esposto in procura per mettere fine a tutti questi disagi. Rita Cinardi. Mentre Caltanissetta sta vivendo giornate di fuoco con temperature che quotidianamente superano i 40 gradi, i cittadini nisseni si sono ritrovati nuovamente alle prese con l'interruzione della distribuzione idrica. Per ben 3 volte in 15 giorni il gestore Caltacqua ha sospeso la distribuzione per consentire la riparazione della condotta che ha subito guasti in diversi punti della rete. In queste ore, dopo la riparazione da parte dei tecnici di Siciliacque, la distribuzione idrica sta gradualmente
ufficialmente ritornando alla normalità, ma questa volta il sindaco Walter Tesauro ha annunciato un esposto per fare chiarezza sui continui disagi che sono costretti a vivere i cittadini di Caltanissetta. È veramente una cosa incredibile che ci sia un'altra rottura e una sospensione con una temperatura di 40 gradi. Io nei prossimi giorni andrò ad esporre questo all'autorità giudiziaria per capire, per avere contezza delle motivazioni per cui avvengono questi costanti guasti e queste continue sostituzioni che chiaramente danneggiano tutti noi, perché con tanta acqua che hanno gli invasi noi dobbiamo patire e non è più tollerabile. Nelle prossime ore i cittadini nisseni potranno tirare un sospiro di sollievo. Da domenica infatti è previsto un brusco calo delle temperature e a meno di nuovi disagi con la distribuzione idrica, visto il caldo rovente degli ultimi giorni nelle zone dell'entroterra, si potrà sperare in un ritorno alla normalità. Ad Altavilla Milicia la strage fu decisa su WhatsApp. Gli investigatori hanno ricostruito lo scambio di messaggi durante il drammatico esorcismo costato la vita a una madre e a 2 figli. Manlio Viola. L'orrore corre su WhatsApp. Il destino di Antonella Salamone e dei suoi 2 figli Kevin ed Emanuel, le vittime della strage di Altavilla Milicia, fu deciso dai 2 santoni Sabrina Fina e Massimo Carandente e comunicato al marito e padre Giovanni Barreca con un messaggino attraverso WhatsApp. Almeno sono questi i risultati delle perizie tecniche eseguite dai periti dell'accusa, adesso riportate nel fascicolo del processo. I 3, Fina, Carandente e Barreca, erano tutti nella villetta di Altavilla ma comunicavano via WhatsApp. Guarda me, sto pregando, scrive Sabrina Fina a Barreca, lasciando intendere che la sua preghiera servirà a chiedere cosa fare a Dio. Poi alle 18:32 del 3 febbraio 2024 arriva il messaggio secco: a morte. È uno scambio di messaggi che fanno orrore quello ricostruito dagli inquirenti, ma nessuno dei 3 si sente responsabile degli omicidi, delle tremende torture inflitte prima alla madre e poi ai 2 figli. Una legione di demoni se li è portati via, è scritto in un altro messaggio. E per giustificare le proprie azioni, ancora, ora il bimbo è in paradiso. Un vero e proprio delirio. E anche se all'inizio aveva aiutato, anche Miriam, la più grande delle figlie di Barreca, avrebbe seguito lo stesso destino alla fine del percorso. Un orrore cieco, mistico, immotivato, del quale adesso devono rispondere tutti, anche se la coppia di Santoni nega. Ma i messaggi sembrano contraddire le versioni difensive. Tutte accuse comunque che saranno contestate alla prossima udienza a metà settembre. A Trapani ordini la pizza e arriva con la droga, se vuoi anche con le armi. Traffico scoperto dai carabinieri, in manette un fattorino e 2 donne. Laura Spanò. A Trapani praticamente basta ordinare una pizza e se vuoi ti arriva cocaina, hashish e se ti servono anche armi. In manette è finito un uomo di 51 anni che consegnava segretamente la droga e le armi insieme agli ordini di pizza. L'uomo era arrivato per la consegna a bordo di un mezzo nei pressi dell'abitazione dove vivevano 2 donne, una 79enne e una 58enne, pure loro arrestate, che si trova nel quartiere di San Giuliano, già al centro di numerosi blitz antidroga. Alla vista dei militari però il fattorino ha cercato di allontanarsi mostrando un'eccessiva agitazione. A quel punto i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione ed è arrivata la sorpresa. Oltre alle pizze ben occultate nel bagagliaio del veicolo sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 1,6 kg di cocaina, 4 kg e 200 g di hashish, assieme a questo anche una pistola calibro 7,65 con matricola Brasa e relativo munizionamento e silenziatore. Il fattorino e le 2 donne sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma clandestina. Dopo l'udienza di convalida per l'uomo si sono aperte le porte del carcere, mentre una delle donne è stata posta agli arresti domiciliari, per l'altra è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Erice. Il Tribunale di Palermo ha condannato l'imprenditore originario di Carini, Giovanni Palazzolo, a 16 anni e 10 mesi di carcere per associazione mafiosa e istigazione alla corruzione di un finanziere. La DIA gli aveva già sequestrato beni per un valore di 2,5 milioni di euro. A Catania riesplode la rabbia dei lavoratori Asacom, l'associazione impegnata per il diritto all'istruzione e all'inclusione di bambini e ragazzi con disabilità. In mattinata un sit-in di protesta sotto l'assessorato ai servizi sociali, rivendicazioni e motivazioni le sentiamo nel servizio di Tonino De Mano.
Un servizio senza qualità è un'inclusione a metà. Diritti e dignità non si negoziano ed ancora i bambini sono tutti uguali. Sotto gli archi della Marina, al riparo dal sole cocente e di fronte all'assessorato comunale ai servizi sociali, riesplode la rabbia dei lavoratori Asacom che da tempo chiedono garanzie salariali. Nel patto di accreditamento si chiedeva altro, aggiornamento professionale, si chiedeva tanto altro e non è stato rispettato. Non sono lavoratori qualsiasi, si occupano di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità. Il loro impegno quindi richiede dedizione e sacrifici. Questo non si fa. Gloria, 5 anni. Una nostra bambina fa parte della nostra associazione e ha sentito questa nostra denuncia, ha capito che era fondamentale dare il suo contributo, quindi oggi voleva essere qui con noi per far capire all'assessore, a tutto il comune di Catania, che non si procede in questa maniera. Non le manda a dire il segretario generale CISL Maurizio Attanasio, che riconosce l'impegno del sindaco trantino, ma chiediamo proprio questo, che venga rivisto il bando e che il bando venga ritirato, come si usa nell'amministrazione, in autotutela, e riformulato inserendo le proposte che nella coprogettazione abbiamo portato come CISL tutta. Rimaniamo a Catania ma cambiamo argomento, perché nel polo museale Santa Chiara c'è un allestimento esclusivo che ospiterà per un anno il Chorus Ritrovato, uno straordinario reperto archeologico in mostra accanto alla riscoperta dell'arte pittorica siciliana dell'Ottocento. Ce ne parla Emanuela Corsi. L'arte pittorica dell'Ottocento siciliano incontra e si fonde con la classicità. A Catania il polo museale Santa Chiara ospita il Churus Ritrovato, straordinario reperto in marmo pario frutto della riunificazione della testa della collezione Biscari del Castello Ursino e il torso di proprietà del Museo Paolo Orsi di Siracusa. Il Churus, statua greca con funzione funeraria o votiva, raffigurante un giovane, era molto diffusa nel periodo arcaico e classico tra il VII e il V secolo a.C. Il progetto di ricongiungimento e valorizzazione fu curato da Sebastiano Tusa, prima della prematura scomparsa. Torna a casa, secondo noi, in uno scenario molto bello, con queste quinte nere che lo valorizzano. L'opera, tornata a Catania, è stata esposta nell'atrio del polo museale ed introduce il visitatore ad un'esperienza immersiva nell'arte pittorica catanese, con la mostra romantica, volti, immagini, contaminazioni dell'Ottocento siciliano, con una straordinaria selezione di opere delle collezioni del Museo Civico del Castello Ursino, molte delle quali in esposizione per la prima volta. Per la prima volta l'Ottocento pittorico siciliano e anche catanese viene valorizzato in questo modo, e noi crediamo che questo avrà uno straordinario significato anche nell'ottica dei visitatori. La verità è che noi catanesi non conosciamo il reale patrimonio culturale della città. Allora, anziché pensare ogni volta a immaginare viaggi culturali altrove, intanto cominciamo a compierli a Catania e ci sentiremo appagati. Le mostre resteranno aperte tutti i giorni dalle 9 alle 19. Ad Aci Catena ora per la rassegna Cine Nostrum, dove protagonista è stata l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che ha detto: la Sicilia è un paradiso, il postino mi emoziona ancora oggi. Sentiamo il servizio di Orazio Longo. Da Messina a Roma, a Milano e Los Angeles, per poi tornare con l'Etna nel cuore. La vita artistica di Maria Grazia Cucinotta raccontata a Cine Nostrum, la rassegna del comune di Aci Catena in provincia di Catania, giunta alla 20ª edizione. Ho portato anche un ospite perché non era mai stato in Sicilia, ho detto deve diventare un cane sicuro anche lui. È sempre un piacere ritornare in questa meraviglia e ogni volta sempre più convinta che sia il paradiso del mondo. Accompagnata dal simpatico e inseparabile cane Gigi, Maria Grazia Cucinotta parla del film che ha rappresentato certamente la svolta della sua carriera, iniziata come modella, partecipando a Miss Italia nel 1987 per poi debuttare in TV con Renzo Arbore a Indietro Tutta. Il postino del 1994. Io sono il postino, io sono nata in una famiglia di postini, mio papà faceva il postino, mio fratello, mia sorella grande, ha una sorella di 12 anni e un fratello di 10 anni più grande di me che sono stati entrambi postini, quindi il postino mi ha accompagnato dalla nascita fino alla morte. Il prossimo anno celebro i 40 anni di carriera, ogni tanto mi meraviglio perché comunque il linguaggio di Massimo è veramente eterno. Cosa ti rimane di lui ancora oggi, un ricordo proprio tuo? Ma il fatto di non avermi mai giudicata, il fatto di avermi fatto capire che tutti i miei difetti sarebbero stati il mio essere unica.
La musica adesso con l'immenso Marco Mengoni che a Messina ha chiuso il suo tour negli stadi italiani e ha regalato grandissime emozioni. Oltre 75.000 gli spettatori. Triolo. E quanto avrei voluto in quell'istante che ci fosse, perché mi fa davvero veramente. Un rito collettivo, musica, ballo, la parola del corpo e del suono che si fondono. Tutto questo e molto di più è stato Marco Mengoni, 2 serate show al Franco Scoglio di Messina per concludere il suo tour negli stadi. 75.000 persone in 2 serate che hanno vissuto il suo viaggio fatto di 12 fermate, non solo musica ma la capacità di leggere la fragilità degli esseri umani per raccontarla con la musica. La sua voce e cuore, soprattutto dalle prime canzoni a quelle delle emozioni forti dell'uomo che inciampa, cade, soffre ma si rialza. Sul palco un racconto emotivo ispirato alla tragedia greca. Ha curato ogni minimo dettaglio del suo show Marco Mengoni, la scenografia, le luci, le coreografie con i 10 performers che lo hanno accompagnato. L'essenziale per lui è una passerella di 26 metri che ruota e si alza e gli fa abbracciare gli spettatori. Grandissimo spettacolo, davvero immenso. Marco Mengoni, ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, gol e sorrisi per il Palermo in amichevole, poker alla nuova Sondrio e Inzaghi sempre più soddisfatto. Marco Gulla. 4 gol e ulteriori passi di crescita. Il Palermo vince anche la terza amichevole per stagione 4-0 alla Nuova Sondrio, formazione di Serie D. Un Palermo che vince e convince, anche se comunque in questo periodo di preparazione i risultati hanno un valore secondario. Primo gol dell'amichevole segnato subito da Pierozzi, poi arriva il raddoppio del capitano Matteo Brunori. Tristi di Ceccaroni e nella ripresa solito gol del palermitano Corona. Bene il gioco, bene le occasioni, c'è grande predisposizione, tutti che corrono, lottano, pressano in avanti. Quando anche le gambe girano nel modo giusto penso che potremo divertirci se continueremo a avere questo atteggiamento e questa attitudine al lavoro che è veramente molto importante, ecco. Nessuno ci regalerà nulla, dovremo correre più degli altri, ha aggiunto Inzaghi. Oggi per il Palermo riposo, domani si torna a faticare. Sul mercato si attende l'ufficialità per il difensore Bani in arrivo dal Genoa. Il calciatore dovrebbe arrivare nelle prossime ore in ritiro e dalla prossima settimana essere a disposizione di Inzaghi. Adesso Osti è alla ricerca di un difensore under. I nomi sul taccuino sono quelli di Obaretin e Veroli. Trasferito al Caldarelli di Napoli, uno dei 9 tifosi del Catania coinvolti nell'incidente stradale a Polla mentre si recavano nel ritiro rosso-azzurro di Norcia. Migliorano le condizioni dell'altro tifoso. Sentiamo tutti i dettagli da Sergio Colosi. Si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso dall'ospedale di Polla al Caldarelli di Napoli di uno dei tifosi rossazzurri rimasto gravemente ferito nel corso di un brutto incidente stradale avvenuto intorno alle 4:30 nei pressi di Polla, poco prima di Salerno, insieme ad altri 8 ultra del gruppo degli irriducibili della Curva Sud, diretti a Norcia per vedere la prima uscita stagionale del Catania, l'allenamento congiunto con il Trodica. Notizie positive per l'altro tifoso, inizialmente ricoverato all'ospedale
di Vallo della Lucania, è rimasto in coma. Uscito dalla fase critica, si trova in condizioni stabili. In segno di solidarietà annullata la partitella d'allenamento dal Catania, che non parteciperà neppure ad una manifestazione serale. Formulati 3 gironi di terza serie. Catania nel girone C insieme alle altre 2 siciliane, Trapani e Siracusa. All'Atalanta Under 23 a 6 formazioni campane, 5 pugliesi, 2 calabresi altrettante della Basilicata e una laziale. La prima giornata di campionato si disputerà tra il 23 e il 24 agosto, conclusione della fase regolare il 26 aprile, sosta il 28 dicembre, 3 turni infrasettimanali, 24 settembre, 11 febbraio e 4 marzo. Lunedì prossimo il sorteggio dei calendari, domenica 17 agosto il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Intanto il vicepresidente del Catania Grella, insieme a Giacca, presidente del Trento, è entrato a far parte del consiglio direttivo della Lega Pro al posto di Bianchi e D'Agostino. Ci fermiamo ancora per una pausa, tra poco ci ritroviamo in studio per gli ultimi aggiornamenti. Bene, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi, da parte mia dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata, arrivederci.